Cari telespettatori, ben ritrovati con noi, ben ritrovati a Parliamo di in collaborazione di FNP CISL. Incomincia questa edizione del 2023, lo facciamo con gli esperti, in modo particolare del patronato, del CAF e anche dell'INAS. E allora abbiamo Jacopo Arca, responsabile INAS CISL Padova, ben ritrovato. Salve, grazie di essere qui con noi. E siamo collegati con Giulia Zago del CAF CISL Padova e Rovigo, ben arrivata anche a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, i temi sono molto importanti ed anche estremamente interessanti. Perché? Perché con la nuova legge di bilancio qualcosa è cambiato rispettivamente alle rivalutazioni delle pensioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Non tantissimo, però ci sono dei cambiamenti che è bene sottolineare. Ci sono delle agevolazioni di carattere fiscale, delle possibili detrazioni, alcuni parametri per il bonus casa sono cambiati, insomma è bene puntualizzare. E allora lo facciamo naturalmente con gli esperti. Poi però, come sempre, è meglio che voi di persona andiate, a seconda poi della competenza, del tipo di problema che dovete risolvere, all'INAS oppure al CAF della CISL per poter analizzare la vostra situazione. Allora io direi subito, prima di passare la parola ai nostri ospiti, di raccontare cosa è cambiato rispetto alla puntata precedente che avevamo detto per quel che riguarda il discorso delle rivalutazioni delle pensioni, supportati peraltro dalla grafica, eccola qua, nel 2023, e vediamo che sostanzialmente c'è stata una modifica, perché vediamo che il riepilogo delle nuove percentuali di rivalutazione con indicazione dell'aumento massimo sono cambiate con un ritocco al rialzo per le pensioni medie, quindi sostanzialmente le pensioni che vedete nella terza riga da 2.100 a 2.600 euro sono passate dall'80% di rivalutazione all'85%, quindi hanno avuto un aumento massimo di avranno un aumento massimo di 163 euro. Resta invece invariato per altri, fino ad arrivare invece alle pensioni più alte che hanno avuto una decurtazione, e questo ne avevamo anche già parlato. Infatti da 4.204 a 5.253 ci sarà, con l'applicazione della percentuale del 2,7%, soltanto 135 euro di rivalutazione. Quindi abbiamo una rivalutazione al 100%, come vedete nel secondo, 120% addirittura nella prima riga per chi ha una pensione di 525,38 euro, quindi molto bassa, 100% fino a 2.101 euro e poi via via a scalare. Comunque non c'è stata variazione soltanto per questa fascia intermedia. Poi l'altra cosa interessante che per quel che riguarda le pensioni minime per gli over 75 arrivano a quasi 600 euro e per loro appunto la rivalutazione del 13,7%, però aspettiamo la pubblicazione della legge. E invece un'altra cosa è che tranne la fascia rivalutata al 100% del 7,3% che già ha ricevuto la perequazione a gennaio, tutti gli altri riceveranno con gli arretrati a febbraio o a marzo questa rivalutazione, perché l'INPS non ha avuto il tempo materiale di aggiornare i sistemi informatici con le nuove percentuali, e quindi questa è una cosa da tenere in conto. Quindi non immaginatevi subito di ricevere questi benefici, perché non è ancora così. L'altra cosa è che dal nuovo trattamento minimo 2023 deriva l'aggiornamento di chi percepirà a luglio la 14ª. Uno dei requisiti è una pensione fino a 2 volte il trattamento minimo, e quindi quest'anno arriva a circa 1.195 euro. Allora, per quel che riguarda la 14ª, quindi cambia questo aspetto, io però chiedo supporto qui, prima direi a lei dell'INAS, Jacopo Arca, per capire chi può aver diritto a questo punto alla 14ª. Uno dice, è cambiata questa cosa posso fare? Certo, allora partiamo da un dato ufficiale di base, che questo non è cambiato, ossia l'età anagrafica per poter percepire la 14ª è di 64 anni, quindi prima di questa età non sarebbe comunque possibile percepirla. Secondo, bisogna stare più che altro attenti a un superamento di limite di reddito personale, in questo caso la pensione personale o varie pensioni, perché ricordiamo che qualche persona potrebbe essere percettore di 2 trattamenti pensionistici differenti. Quindi si fa la somma dei redditi personali percepiti. Detto questo, il limite di reddito rimane comunque invariato rispetto agli anni scorsi. Quindi cosa cambia in realtà? Cambia il fatto che, essendo aumentata la pensione minima e quindi i trattamenti comunque perequati sarebbero leggermente più alti, in questo caso bisognerebbe solo verificare
qualora che non siano magari andati fuori rispetto al limite previsto da legge, ma questo lo verifichiamo ovviamente presso i nostri patronati, i nostri CAF, sulla base di che cosa? Dei redditi personali della persona, ecco. Quindi di base non è stata stravolta la questione, ecco. Perfetto. Chiedo invece, invoco adesso l'intervento del CAF. Perché chi percepisce la 14ª cosa deve fare per poterla mantenere quest'anno? Sì, allora deve venire presso i nostri uffici e attraverso appunto una verifica che noi facciamo direttamente sul sito dell'INPS verifichiamo il bisogno eventualmente di presentare il modello RED, che noi inoltriamo all'INPS, che come diceva il collega Jacopo, ARCA contiene i dati reddituali della persona. Quindi noi inoltriamo il documento all'INPS, l'INPS poi fa le verifiche, qualora sia aspettante continua ad erogare la 14ª. Perfetto. Chiarito questo, allora prima se si rientra nelle categorie, quanto, insomma si rientra nelle categorie e poi il passaggio successivo cosa si deve fare. Jacopo Arca, chiedo ancora adesso a lei. Come si va in pensione nel 2023? E quindi sottolineando che attenzione perché ci sono tanti paletti, però prima uno va in pensione e minore è l'importo, giusto? E quello resta inalterato nel tempo. Questa è una cosa che bisogna sempre ricordarla perché uno pensa che poi ci siano rivalutazioni, no, le abbiamo viste, non ce n'è. Vediamo la slide seconda, tanto che supporta questa sua spiegazione. Bene, giusto ricordare ovviamente che non si è stravolto l'impianto pensionistico, per cui le regole vigenti fino all'anno scorso rimangono ancora oggi fondamentalmente. È stata però fatta una variazione importante rispetto a cosa? Rispetto a quella che oggi viene chiamata la quota 103. L'anno scorso abbiamo visto la quota 102 e ancora prima la quota 100. Diciamo che l'impianto anche qua, l'impianto di base più o meno è rimasto invariato, cambiano solo alcuni requisiti di accesso. Infatti, come si vede benissimo dalle slide, per la quota 103 bisogna aver compiuto almeno 62 anni di età e almeno 41 anni di contributi lavorativi. Ricordiamo che i contributi lavorativi sono validi sia quelli lavorati che anche quelli chiamati figurativi, quindi nel momento in cui si fa della cassa integrazione e disoccupazione comunque rimangono sempre validi. La differenza sostanziale qual è rispetto al passato? Ecco che con la quota 103 è stato messo anche un limite di importo che la persona può percepire per avere il trattamento pensionistico. In questo caso il governo ha deciso di mettere un importo soglia di 5 volte il trattamento minimo e per 5 volte il trattamento minimo parliamo all'incirca di una pensione di 2.800 euro lordi. Quanto? 2.000? 2.800 euro. E ricordiamo che parliamo sempre di lordo, con l'INPS mai di netto. Comunque il netto cosa sarà? 2.000 e... all'incirca poco più di 2.000 euro, 2.100, 2.200 euro. Comunque una bella pensione. Sì, ecco, non una pensione fondamentalmente bassa, però chiaramente per coloro che avrebbero avuto una pensione più alta percepiranno questo trattamento non superiore a 2.800 euro fino a quando? Finché non compiranno l'età di vecchiaia, quindi in questo caso intesa a 67 anni. Okay. Quindi se vado in pensione a 62 anni, fino a 67 anni avrò questo limite, questo tetto massimo. Quindi fare due conti se conviene. Certo. Ricordiamo una cosa, ovviamente con la quota 103 non si può continuare a lavorare con un rapporto di lavoro ordinario. Anche qua, come per la quota 100 e quota 102, è stato messo il limite massimo di 5.000 euro per rapporti occasionali di lavoro autonomo. Sopra questa soglia si congela il diritto alla pensione. Cosa vuol dire? Che l'INPS blocca la pensione per tutto l'anno solare, se io produco redditi sopra questa cifra. Quindi bisogna anche stare attenti. Ecco. Assolutamente. L'APE sociale? L'APE sociale è stata prorogata in questo caso, quindi abbiamo visto che rimangono sempre i 63 anni di età anagrafica. Ci sono poi delle varie condizioni per poter entrare all'interno dell'APE sociale, sono coloro che sono stati licenziati da almeno 2 anni, coloro che svolgono attività faticose, quindi lavori pesanti e faticosi, detto così, e coloro anche che o sono percettori di un'invalidità civile superiore al 74% o assistono un disabile in casa. In queste varie fattispecie cambia però che cosa? Quanti anni di contributi mi servono? Quindi se parliamo per esempio di un disoccupato mi servirebbero 30 anni di contributi. Se parliamo invece di una persona che svolge lavori faticosi e pesanti, rispetto alla tipologia di lavoro dovrebbe avere o 32 o 36 anni. E il caregiver? Caregiver lo stesso vanno con 30 anni lavorativi. Con 30 anni lavorativi, quindi c'è questa cosa qui. Allora, invece l'opzione donna viene ripresentata, che si era discusso come in che termini?
Cosa si può riscontrare qui? Ecco, l'opzione donna è stata prorogata, ma è quella che probabilmente ha subito un po' più di variazioni rispetto alle precedenti fattispecie. Ricordiamo che l'anno precedente l'opzione donna era possibile percepirla con 58-59 anni di età e 35 anni di contributi, più 12 mesi di finestra, che ricordiamo è il tempo di attesa da quando io maturo il requisito a quando poi percepirò la pensione. La finestra è rimasta invariata, quindi sono 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome. Cosa cambia quest'anno? Quest'anno cambia l'età anagrafica. È stata proprio spostata a 60 anni come tetto massimo di età anagrafica, quindi una donna che ha 60 anni e deve aver maturato almeno 35 anni di contributi. Ricordiamo sempre che dentro i 35 anni in questo caso non sono validi i contributi da disoccupazione. Quindi le donne che purtroppo hanno percepito la disoccupazione non potranno utilizzare quei contributi per fare 35 anni. Però la differenza sostanziale rispetto al passato è che il governo ha introdotto degli anticipi rispetto a questi 60 anni, e cioè il fatto di avere dei figli. Quindi ho uno o due figli, mi cambia l'età anagrafica, quindi se ho un figlio potrei andare con 59 anni di età, se ho due figli con 58 anni di età. Oppure, essendo un caregiver, quindi assistenza disabile, io potrei sfruttare comunque i 58 anni di età per poter rientrare nella fattispecie lavorativa, o donne licenziate su crisi aziendali. In questo caso allora è possibile avere un anticipo dell'età anagrafica per poter percepire la prestazione. Ricordiamo comunque che rimangono sempre i 12 mesi di finestra di attesa e soprattutto che i requisiti devono essere visti all'anno precedente. Quindi la maturazione non viene fatta nel 2023, la maturazione deve essere fatta nel 2022 in questo caso. Chiaro, è molto importante questa, perché magari uno faccia il calcolo 2023. Poi un'altra cosa, sempre vediamo un'altra slide che segue per vedere ulteriori spiegazioni, sempre come si va in pensione. Le soluzioni, quelle sempre che restano sempre valide, la pensione ordinaria, giusto? Sì. Certo. Rivediamola, quindi 67 anni. Pensione ordinaria, detta vecchiaia, è intesa come 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contribuzione. Ricordiamo, 20 anni è valida tutta la contribuzione, che sia da riscatto, da servizio militare. Ma questa è una pensione che se uno invece va a 68-69 anni è un po' più alta la pensione? Sì, esatto, perché il sistema pensionistico italiano, che ormai è quello contributivo, di fatto, fondamentalmente, avvantaggia coloro che hanno un'età anagrafica più avanzata, quindi la pensione viene rivalutata maggiormente rispetto alla mia età anagrafica. Quindi si avvantaggia l'età più avanzata rispetto agli anni di contribuzione? Sì, diciamo che abbiamo visto che c'è un vantaggio ulteriore a parità di contributi. Facciamo un esempio: una persona che ha 20 anni di contributi con un tot di contributi economici versati, a 67 anni prenderà una pensione di 1.500 euro, facciamo un esempio, a 69 questa pensione potrebbe anche arrivare a 1.580, quasi 100 euro in più. Si chiamano coefficienti di rivalutazione che ricalcolano la pensione rispetto all'età anagrafica. Più sale l'età anagrafica, più il coefficiente è alto. Resistere. Assolutamente. Vediamo poi il discorso delle donne, il sistema contributi, questi ulteriori, gli aspetti, i lavori usuranti e i lavoratori precoci. Sì, allora, ricordiamo intanto che rimane invariata il discorso della pensione anticipata, ossia a prescindere dall'età anagrafica si può andare con, per le donne, 41 anni, 10 mesi di contributi, invece per gli uomini 42, 10 mesi, con 3 mesi di finestra di attesa, che è similare a quello visto per l'opzione donna. Abbiamo però ancora, ad oggi è stata prorogata la questione dei lavori precoci e lavori usuranti, che in realtà sarebbero strutturali. Il governo quest'anno ha inserito però un tetto massimo di finanziamento, quindi bisogna vedere quanti saranno coloro che chiederanno la pensione e se si rimarrà all'interno del plafond, ovviamente specificato dal governo. E cosa prevede la possibilità di utilizzare lavori precoci o lavori usuranti? La possibilità di anticipare l'età anagrafica per andare in pensione. E anche, in questo caso, il numero di contributi necessari, quindi piuttosto che 42 anni, 10 mesi, con i precoci mi basterebbero 41 anni di lavoro. Con gli usuranti invece si parla di una quota che va da 61 a 62 anni di età e 35 anni di contributi. Perfetto, quindi qua abbiamo chiarito questo aspetto, come si va in pensione. Chiedo adesso l'intervento invece della nostra esperta del CAF, perché vediamo di parlare dell'assegno unico universale. Abbiamo anche la slide di supporto che era già nel 2022, però viene in qualche modo modificato se non erro nel 2023, è così? Allora, non del tutto, poi lascerò la parola a Jacopo Arca del patronato che ci spiegherà meglio, nel senso che rimane invariato il requisito per
il calcolo dell'assegno unico universale, che è quindi presentare l'ISEE, che si fa presso il CAF, e dopo, se posso Elena, magari ricordo un po' i documenti. Rimangono invariati anche i limiti di età dei figli, quindi figli a carico fino a 21 anni, e invece non c'è nessun limite d'età se sono disabili. Come ho già detto, rimane collegato all'ISEE. E c'è un aumento per quanto riguarda i figli sia minorenni che maggiorenni, come vediamo nella grafica, e in più c'è un ulteriore aumento ancora più importante per le famiglie con 4 più figli a carico, perché vedono un incremento che va dai 100 ai 150 euro. Quindi questo è importante. Poi c'è qualcos'altro da dire sempre per quel che vi compete? Allora, per quel che mi compete, ricapitolare sicuramente i documenti che servono per presentare l'ISEE. Che non è poca cosa. Quindi, no, infatti. Allora, come ci siamo già detti altre volte, ricordo che cos'è l'ISEE. L'ISEE è una fotografia della situazione economica del nucleo familiare. Quindi è importante ricordarsi che per ogni componente del nucleo familiare bisogna presentare tutti i dati reddituali dei 2 anni precedenti, quindi parliamo del 2021, e tutti i dati legati al patrimonio mobiliare e immobiliare, anche qui sempre fotografato nel 2021. Per cui mi raccomando, bisogna per tutti i componenti richiedere agli istituti di credito, alle poste o altri intermediari finanziari il saldo al 31/12/2021 delle posizioni di conti, ripeto, conti correnti, possono essere poi anche titoli, possono essere azioni, e anche la giacenza media, sempre di questi depositi, sempre del 2021. Mi raccomando, la difficoltà spesso è quella di pensare a 2 anni indietro, perché si è portati a pensare di dover portare magari gli ultimi documenti del 2022, invece no, per l'ISEE mi raccomando, sempre tutto al 2021 nel nostro caso. È già possibile presentarlo, perché ricordo che l'ISEE ha una validità che va da gennaio a dicembre, per cui già da circa 10 giorni abbiamo iniziato a presentare il modello ISEE, quindi adesso siamo nel modello ISEE 2023, per cui invito tutti a prendere appuntamento, perché sappiamo come l'ISEE non è legato solo all'assegno unico, ma ormai a quasi tutti i contributi e le agevolazioni che vengono istituite richiedono sempre l'ISEE, che è per il nucleo familiare. Chiaro, quindi va aggiornato l'ISEE. CAF, voi fate l'ISEE? Allora, come patronato noi seguiamo la domanda di assegno unico in generale, quindi al CAF verrà fatto l'ISEE, dopodiché l'interessato dovrà presentare la domanda di assegno unico. Qual è la novità importante di quest'anno? Che coloro che hanno già percepito l'assegno unico nel corso del 2022 non devono rifare domanda di assegno unico, ma devono solo e unicamente presentare il modello ISEE. Ricordiamo peraltro che la scadenza per la presentazione relativa all'assegno unico dell'ISEE non è marzo come l'anno scorso, ma è giugno di quest'anno. Quindi comunque sia l'utenza ha la possibilità di poter prendere appuntamento anche fino a giugno e poi avere il ricalcolo dell'assegno unico correttamente con gli arretrati. Questa è una cosa importante, perché insomma sgravia un po' anche le necessità e le incombenze che hanno le persone, insomma, da questo punto di vista. Questo è molto importante, assolutamente sì. Chi non l'ha mai fatto lo ripresenterà ex novo, ovviamente. Lo deve fare ex novo. Nuovamente andiamo adesso al CAF per quel che riguarda le novità nelle detrazioni fiscali, ma anche i bonus. Vediamo anche la slide. Prego. Chiedo un intervento. Ecco. Chiedo l'intervento del nostro CAF. Allora, sui congedi parentali... No, forse devo chiedere... Sì, prego. Sì, sui congedi parentali comunque posso... Sì, è competenza patronato in questo caso. Congedi parentali, un'interessante novità fatta appunto per le mamme e anche i papà in questo caso. Ricordiamo che il congedo parentale è quello che un tempo si chiamava la maternità facoltativa, quindi finita la maternità obbligatoria 5 mesi, i genitori hanno la possibilità di fruire di 6 mesi più altri 3 pagati comunque sia dall'INPS tramite il datore di lavoro, pagati al 30% solitamente. Io questo congedo parentale lo posso sfruttare fino al 12° anno di vita del bambino, tenendo conto di alcune variabili, che fino a 6 mesi è sempre pagata al 30%, poi si fa una verifica, fino a 6 anni del bambino pagata al 30%, poi si fa una verifica sui redditi e per poi avere dagli 8 ai 12 anni non pagato. Qual è la novità importante arrivata adesso quest'anno? Che di questi 6 mesi
un mese può essere pagato all'80%, quindi chiaramente è incentivante per le mamme e per i papà che vogliono stare a casa appunto e avere un reddito più alto rispetto a quanto previsto da legge. Quindi si incentiva questo congedo sostanzialmente. Assolutamente sì. Cosa importante. Per utilizzarlo cosa domanda il datore di lavoro? Per utilizzarlo si passa sempre in questo caso tramite il portale INPS, quindi il soggetto accreditato in questo caso sono i patronati, le persone possono utilizzare il proprio SPID, chiaramente il patronato è fatto apposta per dare una mano nella compilazione e nell'inoltro delle istanze, comunque una pratica telematica da presentare tramite INPS in questo Perfetto. caso. Questo aumento però non si applica per coloro che hanno concluso il congedo di maternità o paternità entro il 31/12. Esatto, purtroppo hanno messo una linea di demarcazione, quindi coloro che hanno concluso il congedo di maternità, intendiamo sempre la maternità obbligatoria in questo caso, quindi i famosi 5 mesi. Purtroppo se è cessata entro il 31/12/2022 non possono utilizzare questo mese all'80%. Quindi attenzione che questo piccolo particolare. Grazie mille. Adesso sì invece la parola per le detrazioni al CAF con Giulia. Eccoci qua. Allora, sì, diciamo che ci ritroviamo a gennaio, quindi parliamo di finanziaria 2023 e andiamo insieme a vedere quali sono eventuali novità o anche magari gradite conferme. Allora, la prima novità che abbiamo deciso di evidenziare è quella del limite al tetto del contante, l'utilizzo del contante, che è passata da 2.000 euro a 5.000 euro. Questo però attenzione, perché noi sappiamo, e vale la pena ricordare, che le spese, le detrazioni da inserire nel modello 730, nel modello redditi, devono essere tutte pagate con metodo tracciato. Per cui attenzione. Ed è sempre bene ricordare che nonostante ci sia stato questo aumento al limite dell'utilizzo, però tutte le spese che vanno poi inserite nel modello 730 devono essere pagate con metodo tracciato, quindi carte di credito, bancomat, bonifici. La finanziaria 2023 ha reintrodotto anche una detrazione pari al 50% sull'IVA legata all'acquisto di immobili in classe A o B direttamente dalle imprese costruttrici senza intermediari. Era una detrazione che era sparita nel 2017 che hanno reintrodotto, l'hanno chiamata la detrazione green del 2023. Quindi casa nuova che dovrebbe essere in classe energetica alta, acquistandola direttamente dal costruttore, a questo punto c'è il vantaggio che il 50% uno lo può detrarre in quanto tempo, in un'unica soluzione, in più anni? No, non è in un'unica soluzione, viene detratto, spalmato su più anni e appunto viene calcolato sempre sul reddito poi della persona, nel senso che questo 50% se io si dice capienza per poterlo recuperare nonostante sia spalmato in più anni lo recupero, altrimenti se io ho un reddito basso potrebbe esserci il rischio che non lo recupero tutto. Comunque è una detrazione che noi abbiamo accolto con favore perché aveva aiutato tante famiglie a decidersi nel fare acquisti direttamente da imprese costruttrici in classi energetiche alte. Insomma, il tema del risparmio energetico, dell'impatto ambientale è sempre così attenzionato. Altro elemento che ci fa un po' penare è il tema del super bonus. Il 2023 il super bonus passa dal 110% al 90%. Ci sono degli elementi che diciamo restringono un po' l'applicabilità di questa detrazione, perché dal 2023 è previsto che si possa fruire del super bonus solo sulle abitazioni destinate ad abitazione principale, quindi immobili destinati ad abitazione principale, e c'è anche un limite reddituale pari a 15.000 euro. È un calcolo un po' complesso perché si prende il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare diviso per un indice stabilito da apposito decreto e quindi si va appunto a vedere quant'è questo indice di riferimento familiare, quindi c'è un tetto reddituale per poter accedere a questa detrazione che, come ho detto, dal 110 passa al 90. Non per tutti, perché è bene ricordare che coloro i quali avevano su abitazioni unifamiliari già iniziato i lavori nel 2022 e a settembre 2022 avevano realizzato almeno il 30% di questi lavori, possono continuare a usufruire del 110% fino al 31 marzo 2023, mentre per quanto riguarda i condomini o sempre
unità in condomini, ma condomini minimi dalle 2 alle 4 unità, è ancora consentito l'accesso al 110, anche se nel 2023, come ho detto, passa al 90. L'importante è che abbiano o presentato il titolo abilitativo, che si chiama CILA, ovviamente asseverata, entro il 25 novembre del 2022, o se appunto condomini abbiano fatto una delibera assembleare per approvare i lavori sempre entro metà novembre e abbiano poi presentato il titolo abilitativo entro il 31/12. Quindi per alcune categorie rimane ancora il 110. Ecco, questo titolo abilitativo, questo CILA, cosa vuol dire? Inizio lavori, termine lavori? Sì, è una comunicazione di inizio lavori asseverata. Qui è necessario che intervenga un tecnico, un geometra, un architetto, un ingegnere che segue un po' tutti i lavori dal progetto poi alla conclusione, e che inoltre al comune e agli sportelli competenti tutta una serie di documentazioni, elaborati grafici, permessi, denunce allo STISA, insomma tutta una serie di documenti che servono poi per indicare che tipo di lavori vengono fatti e che vengano fatti tutti in sicurezza con tutta una serie di caratteristiche previste dalla norma. Perfetto. Bonus mobili. Sì, bonus mobili, qui abbiamo una conferma, rimane anche nel 2023. A gennaio dell'anno scorso avevo detto che nel 2023 sarebbe sceso da 10 a 5.000 euro, in realtà questa finanziaria adesso ce lo riporta un po' più su, siamo ad 8.000 euro, prevedono che nel 2024 scenda a 5.000. Mi raccomando, il bonus mobili si aggancia ai lavori di ristrutturazione del 50%. Questo è molto importante. Solo se sto ristrutturando con una detrazione pari al 50% avrò diritto al bonus mobili e grandi elettrodomestici. Nel 2023 la finanziaria riconferma per gli interventi di ristrutturazione ma anche risparmio energetico la possibilità dello sconto in fattura alla cessione del credito, che tanti hanno utilizzato come possibilità perché è molto conveniente, soprattutto si cerca di recuperare un po' tutto subito. Certo. E quindi sicuramente tanti l'hanno preferita. E poi un'altra novità del 2023 è che il bonus psicologo è aumentato fino a 1.500 euro, erano 600 euro, sarà sempre riparametrato all'ISEE, però insomma è un buon segnale di rifinanziare questa misura, anzi di aumentarla. Perfetto, quindi questo può essere di aiuto, ricordarsi per tutte quelle famiglie che ne avessero anche bisogno oppure ne fruissero, però anche qua i pagamenti devono essere fatti sempre con modalità elettronica. Assolutamente sì, anche perché il bonus psicologo copre fino a una determinata cifra, però tutto quello che è spese mediche, visite, fatto in strutture private deve essere sempre pagato con metodo tracciato, come dicevo prima, no l'utilizzo del contante, quindi sia bancomat sia carte di credito prepagate. Bonifici, quindi attenzione. Perfetto. Allora io chiedo alla regia se mette in onda l'ultima slide che riguarda il patronato INAS e il numero verde per essere contattati, quindi www.inas.it, www.cafcislveneto.it, eccolo qua, per avere tutte le informazioni, per chiedo un po' a lei come battuta di chiusura, per fare una propria posizione, per capire la propria situazione e posizione, che documenti servono in generale? Allora, in generale è necessario avere chiaramente un documento di riconoscimento valido in corso di validità, e con questo già possiamo aprire le prime strade per fare le verifiche di sorta, insomma. Quindi codice fiscale, carta d'identità è la base per poter fare, diciamo, una anche la verifica. Posizione pensionistica, perché tanti di frequente ci chiamano per capire ma come posso sapere quando potrò andare in pensione, certo, eccetera. Quindi basta andare in questo caso qua non al CAF ma al patronato INAS, esatto, e lì poi si è fatta la posizione pensionistica, certo, della persona con tutti i contributi versati, giusto? Assolutamente. Con la carta d'identità. Con la carta d'identità, esattamente, e si riesce ad entrare nelle banche dati degli istituti in questo caso. Perfetto, quindi questo è consigliato farlo in modo che sia una persona anche prossima, e poi vedere le varie opzioni che vanno fatte però in parte con voi, in parte col CAF, per cui vedere se conviene andare in pensione con l'opzione, con 103. Beh, allora, al discorso pensionistico è prevalentemente il patronato in questo caso, perché il CAF si occupa più che altro della parte fiscale, mentre il patronato della parte previdenziale in questo caso. Ecco, quindi questo è importante chiarirlo. Allora, detto questo siamo giunti al termine, io vi ringrazio perché veramente ogni volta siete molto preziosi, perché sono tutte informazioni che per voi
voi sono trite e ritrite, mi rendo conto, perché le affrontate ogni giorno, però per i cittadini che si trovano a volte in difficoltà e doversi un po' destreggiare in tutta questa maniera di novità normativa, ogni volta che c'è una finanziaria, di percentuali, di detrazioni possibili, eccetera, non è così semplice. E allora vi ringrazio, Giulia Zago del CAF CISL di Padova e Rovigo, di essere stata qui con noi, di averci illustrato le novità. Grazie. Grazie a voi, grazie a lei Elena. Come sempre bravissima e molto chiara, e altrettanto bravo e chiaro Jacopo Arca, responsabile INAS CISL di Padova. Grazie. Grazie a voi, grazie Grazie all'FNP CISL per aver dato questa finestra di chiarimento che serve tanto ai pensionati ma anche a tutte le famiglie e le persone, e buon proseguimento, noi ci vediamo presto.